Oggi all'AS 13 di Dolo è stata presentata la terza edizione del progetto Sicurezza e Partecipazione, un percorso formativo realizzato dal COBIS, l'ente bilaterale per la sicurezza di Venezia, insieme allo SPISAL delle varie ASL del Veneto, in questo caso l'AS 13, e che tende ad aumentare la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane. Qui siamo in un territorio dove lavorano quasi 4.400 imprese e che danno da lavorare a 18.000 addetti, quindi forse il motore produttivo del Veneto, di Venezia in particolare, e quindi è il luogo giusto dove fare questa azione che mira a modificare la cultura degli imprenditori e dei lavoratori nel fattore sicurezza, cambiare la testa di queste persone e fargli capire che la sicurezza è anche risparmio economico, vantaggi fiscali e non è solo tempo perso e spese e burocrazia. Un progetto che la Confregionata di Venezia, la CNA, la Casa Artigiani insieme a CGIL e CISL stanno portando avanti da quasi un anno su questo territorio di Venezia grazie ai soldi del COBIS, che è l'ente bilaterale per la sicurezza qui in Veneto. Un progetto che viene a cadere in un territorio molto ricettivo. Sì, assolutamente, per noi questo progetto è importantissimo perché ci sono migliaia di imprese e 18.000 lavoratori nella provincia di Venezia e molti sono in questo ambito, in questo territorio. Da noi questa sensibilità di coinvolgere le parti datoriali, il sindacato, i lavoratori, le nostre strutture, lo SPISAL è presente già da tempo, quindi trova da noi un terreno assolutamente fertile. Dal nostro punto di vista lo SPISAL deve fare da supporto alle strutture produttive del nostro territorio, deve essere quella fonte di cultura, di approfondimento che possa portare tutti insieme a migliorare gli indicatori di salute del nostro territorio. Per noi è fondamentale, quindi grazie veramente a tutti, allo SPISAL nostro che questa sensibilità ce la dà. Il progetto sta andando molto bene, ormai è attivato da parecchi mesi, abbiamo fatto già molti incontri con gli imprenditori che hanno accolto con grande soddisfazione quelle misure che noi abbiamo proposto. Abbiamo fatto capire che la sicurezza non è fatta solo di macchine, attrezzature e impianti, che oggi fortunatamente raccolgono la soddisfazione normativa, ma è fatta soprattutto di mentalità, di aspetti di natura culturale e di atteggiamenti e comportamenti corretti. Abbiamo visto che nell'80% dei casi purtroppo stabiliti nell'ambito della gestione di infortuni ci sono problematiche legate al fattore umano. Il fattore umano non significa l'errore del singolo, ma entra in un concetto più ampio che è quello dell'errore di un'organizzazione che porta eventualmente a sbagliare il singolo. E allora lì si devono inserire i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, non come un appesantimento burocratico, non come un arricchimento della documentazione aziendale che ormai fa straripare e straboccare le aziende, ma come una raccolta di quelli che devono essere i fondamenti primari della sicurezza da un punto di vista sostanziale. Sembra così facile aver trovato la soluzione, cioè l'uovo di Colombo, avendo messo a disposizione appunto nel settore artigianato un sistema di tutele per i lavoratori e di garanzie anche per le imprese, ma non è un uovo di Colombo, nel senso che parte da un'esperienza importante del sindacato CGIL CISL e del mondo imprenditoriale di CNA, CGA e Casa, dove si sono guardati negli occhi e hanno detto troviamo un accordo perché la garanzia di queste tutele in questi lavoratori è difficile e quindi abbiamo fatto un accordo attraverso appunto il finanziamento dell'EBA, creando appunto i comitati bilaterali sulla sicurezza a livello provinciale, e attraverso questi abbiamo messo in piedi le procedure per garantire anche le aziende sotto i 15 dipendenti e quindi con una media per addetto in questa zona di 4 dipendenti per impresa, le tutele appunto con garanzia di assemblee informative sulla sicurezza, e garanzie di informazione e di formazione agli RSVP aziendali in modo che non abbiano le responsabilità o siano preparati a sollevarsi dalle responsabilità in merito alla legge sulla sicurezza, e quindi siamo riusciti a mettere in piedi questo tipo di
di comitato della sicurezza che dà garanzie sia ai lavoratori che alle imprese e dà un ruolo molto importante nel rapporto tra lavoratori e impresa sul tema della sicurezza. L'altro obiettivo importante è che abbiamo, secondo me, messo in piedi anche un momento di confronto che è secondo me l'unico toccasana per risolvere i problemi all'interno delle aziende, piccole o grandi che siano, ma comunque aziende, perché la sicurezza secondo me si può eliminare il rischio di infortuni e di morti anche purtroppo nel mondo del lavoro solo confrontandoci e parlandolo in azienda e applicando le regole, questo sì. Un servizio che sta dando risultati ma che è poi un'eccellenza a livello nazionale. Sicuramente sì, cioè io ne parlo spesso con i giornalisti appunto, ma anche tra i miei colleghi, soprattutto quelli di altre regioni, che ci invidiano questo sistema. Nel Veneto abbiamo messo in piedi questo sistema appunto ed è un'eccellenza rispetto a altre zone del paese, perché al di là dei discorsi fatti le cose funzionano, perché come dico tante volte, ogni mattina i nostri rappresentanti incontrano i lavoratori, si confrontano, incontrano le imprese attraverso il sistema degli sportelli delle associazioni imprenditoriali e dell'artigianato, si confrontano e tentano assieme di risolvere i problemi dove ci sono le crisi, dove si possono creare sistemi di infortunio o di pericolo per la tutela della salute dei lavoratori. Il fatto di avvicinare il datore di lavoro, di illustrargli alcune cose e di fargli capire alcuni atteggiamenti che deve avere nei confronti della sicurezza, che non è solo l'adempimento formale, ma anche quello di conoscere le cose che sono necessarie per migliorare la sua sicurezza, senza tanti fronzoli burocratici, amministrativi, però le cose concrete, come diceva anche la collega prima. C'è un infortunio, non è che devo aspettare che venga qualcuno a controllare per quale motivo. Faccio io una piccola analisi, capisco quello che si è fatto male, i collaboratori che ci sono vicini e cercare di trovare una soluzione, perché cioè, all'interno si può trovare anche una soluzione, è una questione culturale e anche l'esperienza dei lavoratori e del datore di lavoro può essere utile, al di là di tante cose che possono essere scritte sulle carte, sui documenti, eccetera. Quindi il fatto di ragionare sul modello organizzativo gestionale è legato appunto a capire un po' meglio la sicurezza. Il datore di lavoro ha altre preoccupazioni, ma anche questa è una cosa che dovrebbe coinvolgerlo. Nelle imprese artigiane pochi dipendenti, pochi infortuni. Però potrebbe anche essere che l'esperienza di un'azienda, come già succede, venga della stessa tipologia produttiva, venga trasmessa anche attraverso l'associazione, attraverso il COBIS, che segnala alcune cose che sono capitate e quali sono gli accorgimenti adottati per migliorare. Questa è una rete che si può creare ed è utilissima perché tutti vogliamo andare a lavorare e tornare a casa come siamo partiti. Perché si fa male il lavoratore, l'impresa perde, perché perde la professionalità, perde la produzione in quel momento ed è convenienza di tutti, a tutti, cioè conviene che si stia bene il più possibile, perché qualche piccolo infortunio ci sarà sempre, su questo io non ho dubbi, però una cosa è un infortunio dove perdi una mano, un braccio o la vita, e quello che ti fa il taglietto, che insomma anche con il foglio di carta, se lo metto in una stampante mi faccio un taglietto, anche quello può essere un infortunio, ma voglio dire c'è infortunio e infortunio.